Mentre a Venezia continua la bufera dopo la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale al Teatro La Fenice, 10 sindaci dei comuni del Veneto orientale rivolgono alla maestra un invito ufficiale per ospitarla al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave per una lezione concerto rivolta ai ragazzi delle scuole. Noi siamo convinti che avere una visione eccessivamente elitaria della cultura, come purtroppo percepiamo proprio dal territorio, sia assolutamente sbagliato. Noi condividiamo a fondo il pensiero del maestro Beatrice Venezzi quando dice che la cultura, soprattutto quella musicale, ha una profonda finalità educativa, soprattutto nei confronti dei più giovani. Ecco, riteniamo che portare la musica classica vicina ai ragazzi più giovani possa veramente aiutare la comunità e i ragazzi in particolare ad elevarsi e a riuscire a toccare dei livelli di cui abbiamo veramente tutti bisogno. In questo modo i sindaci vogliono anche esprimere solidarietà nei confronti di Venezzi, contestata su più fronti dopo la sua nomina. Riteniamo che alcune delle polemiche sollevate siano assolutamente strumentali. Io ho potuto conoscerla personalmente a Jesolo in quella meravigliosa occasione in cui ha portato la grande musica classica nella piazza centrale della città, in piazza Mazzini. Ho visto che è una donna oltre capace e competente, anche molto espressiva e in grado di comunicare. Ecco, Beatrice a questo aggiunge anche la sua giovane età e l'empatia che può creare con un pubblico più giovane. Qui abbiamo decine di associazioni musicali, centinaia e centinaia di ragazzi appassionati di musica, dobbiamo avvicinarne altri. La cultura musicale eleva, aiuta e aiuta noi sindaci e le nostre comunità. Beatrice può essere un aiuto importante in tutto questo. Infine un appello agli orchestrali e ai 140 abbonati che non vogliono la Venezzi. Bisogna guardare anche ai desideri e ai bisogni, perché la musica risponde anche a un bisogno, la cultura risponde a una richiesta di aiuto. Guardate anche a chi non è un habitué della Fenice, guardate a coloro che vorrebbero venire e non ci riescono. Aprite le porte del teatro e aprite la vostra disponibilità al territorio, alla gente di tutti i giorni.